E allora questi ultimi due servizi hanno messo in luce un fatto che purtroppo i furti aumentano, in qualche caso si viene pizzicati, in molti altri, il caso di quanto è accaduto nel Pordenonese nel servizio precedente, appunto molti altri invece non vengono pizzicati, sta di fatto che di forze di polizia e di carabinieri ce ne vorrebbero di più, ma e qui presento l'ospite Raffaele Padrone, segretario dell'UGL Polizia. Mi pare che i tagli non vanno in questa direzione, per cui i furti ci sono e sono sempre più, però ci vorrebbero più forze di polizia e anche più carabinieri, ma mi pare che ciò non sia assolutamente possibile. No, ciò non è, pare che non sia possibile. Questo è quanto dice il capo della polizia, che per la prima volta si è espresso a favore di quanto noi stiamo dicendo, noi sindacati della polizia, che mancano gli agenti. Io parlo solo della polizia, mancano oltre 15.000 agenti. Dall'87 non ci sono più arruolamenti diretti e questo è il risultato. È una cosa che io vado dicendo da tanto. Bene, io oggi sono uscito su un quotidiano, su un settimanale a Pordenone, e ho fatto la somma di tutto quello che è successo in questo periodo. Continuano a salire i furti e ci sono meno agenti e la sicurezza è al collasso. Questo ho detto oggi. Quando ci sono 25.000 stranieri e i colleghi dell'ufficio stranieri diminuiscono invece di aumentare, la gestione degli stranieri non è più possibile nella stessa maniera in cui era prima. Quando i reati via web aumentano, e parlo di pedofilia, truffe, carte su carte di credito, via web, le truffe in genere che vengono fatte ai siti, bene, la polizia postale chiuderà e sta per chiudere. Primo perché ci sono decreti che lo parlano chiaro, secondo perché non hanno più uomini. Auto della polizia, bene, auto della polizia con 150.000 chilometri oltre, per non parlare quelli della polizia stradale, che corrono comunque 24 ore su 24 con oltre 270.000 chilometri. Benissimo, tanto noi chiediamo 10.000 litri di benzina, il Ministero ce ne manda 3.000, quindi significherà che fra un po' non possiamo più andare neppure negli interventi, oppure dovremo fare come faranno e come fanno tuttora i vigili del fuoco, che fanno gli interventi su chiamata, quindi dovremo stare lì. Se stiamo dentro e usciamo su chiamata, sicuramente diamo spazio a tutta questa microcriminalità che oggi ci dà un dato spaventoso di 10-15 furti al giorno perché la prevenzione viene meno. 10, questi sono quelli denunciati, perché 10-15 furti al giorno ultimamente denunciati, e non metto dentro il furto di rame al cimitero, io parlo solo di furti di appartamento, dove magari la gente chiama la polizia e la polizia magari tarda ad arrivare perché deve aspettare il cambio dopo, quindi siamo veramente al collasso. Una sicurezza. Io voglio rubare questi secondi perché il giorno 12 noi ricorderemo i due colleghi che per il 12 dicembre dell'87 per un intervento di rapina che poi costava una rapina di 500 euro quella volta, nell'87, abbiamo perso questi due grandi agenti della sezione volanti e l'UGL, insomma, nel ricordarlo ho fatto un sito sulla mia pagina web e anche su YouTube c'è una memoria per chi anche ci ha lasciato per gravi malattie. Ecco. Grazie quindi a Raffaele Padrone, andiamo avanti con il giornale.